Con una decisione che ha sorpreso un po' tutti, un caldissimo sabato pomeriggio alle ore 14 circa, anche se era nell'aria da tempo, il presidente della regione Nello Musumeci ha firmato i decreti di nomina dei direttori dei parchi archeologici regionali che diventano da subito operativi e funzionanti. Un nuovo assetto nel settore dei beni culturali siciliani che dà finalmente attuazione alla legge 20 del 2000 che per oltre 20 anni è rimasta inattuata. Ho voluto dare un segnale di immediata operatività, ha dichiarato il governatore della Sicilia Musumeci, mettendo in atto una maxi rotazione dei dirigenti nell'ottica che tutta l'amministrazione non deve considerare la propria posizione come un fatto consolidato e garantito nel tempo. Sono convinto che tutto questo porterà linfa vitale ai nostri luoghi della cultura nel segno del movimento, delle esperienze e delle conoscenze. Abbiamo il dovere di dare efficienza e accoglienza ai milioni di visitatori che accedono ai nostri luoghi di cultura, i cui numeri sono notevolmente lievitati nel corso di questi anni. Ad Agrigento finisce l'epoca di Giuseppe Parello, che per tanti anni è stato il direttore del Parco archeologico della Valle dei Templi, con numerosissime iniziative di successo nella valorizzazione e gestione del bene monumentale, aperta e fruibile ad ogni iniziativa, fino alle ultime edizioni della Sagra del Mandorlo in Fiore, una scelta politica del governo che ha affidato al parco l'organizzazione dell'evento unitamente alla riapertura e gestione del Palazzo dei Congressi. Ed anche in questo il direttore del parco Giuseppe Parello si è sforzato di imprimere una strategia innovativa rispetto al passato, più legata al bene da tutelare e un po' meno alle tradizioni folcloristiche nell'ottica certamente di un migliore rilancio della manifestazione. Al posto di Giuseppe Parello andrà Roberto Sciarratta, dirigente di vecchia data del parco, persona di grande esperienza, competenza e concretezza. Sciarratta passa dall'unità operativa della progettazione del parco di Agrigento alla direzione dello stesso. Altro agrigentino è l'architetto Bernardo Agrò, a cui è stata affidata la responsabilità del parco di Selinonte, Cave di Cusa e Pantelleria. Ai due agrigentini auguriamo di svolgere con capacità, competenze ed innovazione le responsabilità affidate. Tutti i nuovi direttori saranno supportati da soprintendenti e da funzionari regionali che sostituiranno in qualità di commissari i comitati tecnico-scientifici fino alla loro formazione. L'impegno del governo sarà quello di assicurare un'efficace gestione che dovrà assicurare un elevato standard di servizi con il potenziamento e l'estensione in tutti i parchi dei servizi aggiuntivi con nuovi bookshop, biglietterie online, guide multimediali e sistemi di musealizzazione. Sarà una progressiva rivoluzione nella conduzione del nostro patrimonio culturale, che nel 2018 ha registrato un trend positivo di visite, dato confermato in questi primi mesi del 2019, ha dichiarato ancora una volta il governatore Nello Musumeci.